E qui con noi ora Raffaele Padrone, dirigente sindacale del sindacato FSP, Polizia di Stato, che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Grazie, ben arrivata lei Chiara, grazie. Ecco, la notizia di prima sul medico arrestato per violenza sessuale, ma anche per reato di detenzione di materiale pedopornografico, ci riporta al tema più generale dei reati informatici. Tra l'altro è un trend in crescita. Ecco, cosa si può dire su questo argomento? Beh, diciamo che dal 1981 la polizia postale è diventata polizia delle telecomunicazioni proprio perché sono aumentati questi crimini informatici, tant'è che si occupa oggi come oggi di frodi e anche di crimini informatici, che sono una branca di specialità della polizia postale. E quindi un ufficio direi importantissimo, anche perché ci sono tutte quelle phishing, come viene chiamato in termine, per indicare le truffe che vengono fatte a danno di tutti i cittadini soprattutto nelle persone anziane, soprattutto delle persone che hanno una conoscenza di computer, di internet, minore di un ragazzo o di un esperto. Non è più di una settimana che sono passati anche degli spot televisivi sui crimini informatici messi in atto addirittura su grandi aziende, ma abbiamo visto le sforature addirittura su ministeri, abbiamo visto addirittura l'entrata di questi hacker nella Casa Bianca, quindi sforamenti non solo per acquisire i dati personali e utilizzarli poi così in maniera un po' sballata, ma chiaramente anche delle frodi molto 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 importanti, quelli i top secret così chiamati di uno Stato. Io direi però che questa attenzione va rivolta soprattutto ai giovani che io vedo molto facilmente e spesso lasciare foto, addirittura oggi proprio c'era una notizia di un ragazzo che è stato malmenato e subito ripreso durante questi maltrattamenti. Insomma, diciamo che c'è una condizione molto, molto pericolosa e molto importante da seguire. Internet è bello, ma fino a un certo punto. È bello per lo studio, ma soprattutto tra i ragazzi, ha acquisito con tutte le tipologie di social che non sto qui a ripetere, ma i social sono diventati pericolosi. Io vedo e abbiamo avuto denunce di persone a cui il video magari ritratto in parti intime del soggetto veniva poi pubblicizzato dallo stesso ex marito o ex fidanzato, quindi sono situazioni molto pericolose, ecco perché parliamo di frodi e di crimine informatico. Sicuramente è importante imparare a difendersi. E soprattutto la polizia postale ha fatto delle campagne, ha una stazione mobile, l'ha fatto anche nella nostra città, l'ha fatto anche in Friuli ed è diciamo, attiva soprattutto per i social, ecco, c'è social per amico, c'è tante iniziative che vengono fatte proprio da questi colleghi nella specialità, quella della polizia delle telecomunicazioni. Ad esempio, alcune scuole hanno già promosso una sorta di patentino per i social. Cioè, esatto. Come le sembra questa idea? Beh, è una idea, credo che quello che dicevo prima, che riguarda i giovani, le problematiche maggiori le abbiamo nei giovani e quindi dare a loro delle indicazioni, delle spiegazioni di come utilizzare il computer e soprattutto, ripeto, internet e i social, credo che sia una cosa importantissima. È chiaro che laddove ci fosse un'attenzione particolare da parte dei genitori sarebbe anche una buonissima cosa. Ripetiamo che poi l'educazione parte dalla famiglia e poi passa ai professori. Non dobbiamo sempre incolpare i professori, ma più che altro si parte dalla famiglia. Questo è il mio pensiero e il pensiero comunque degli uomini della Polizia di Stato, che poi purtroppo devono raccogliere le denunce di genitori, ma di altri coetanei. Questo è la cosa molto molto importante.
Ecco, poi un'ultima battuta, l'ultima volta ci eravamo lasciati con delle news sui nuovi arrivi per quanto riguarda il personale, la questura. Sono certo, confermati? questo lo confermo, abbiamo avuto nota, come ci siamo lasciati l'ultima volta, lo confermo, anche a Pordenone, ma anche nel resto delle altre città del nostro Friuli Venezia Giulia. Avremo degli arrivi, parliamo per Pordenone da fine febbraio a giugno ci saranno 15 persone che arrivano, nelle città di Trieste, parlo solo magari delle questure che riceveranno oltre 30 persone, sia di Gorizia, 6 a Trieste e un 34 anche alla questura di Gorizia, se non l'ho detto, se non mi sono ripetuto. Però dobbiamo tener conto che ci saranno anche degli arrivi chiaramente in queste città maggiori per l'intensità della popolazione chiaramente, e anche nelle specialità. Purtroppo Pordenone riceverà solamente 2 uomini alla polizia stradale e uno alla polizia ferroviaria qua della nostra città. Sarebbe stato opportuno anche in questo caso, proprio perché c'è questo incremento di attività su internet e come si parlava adesso, ci sarebbe stata l'opportunità anche di aiutare i colleghi che ci sono, perché molti colleghi stanno andando in pensione, perché se parliamo solo di numeri, che bene, parliamo per Pordenone, arrivano 15 persone, ma solo quest'anno 2022 andranno in pensione 28 colleghi per i raggiunti limiti di età. Attenzione, l'altra volta si parlava di anche colleghi che possono andare in pensione avendo un requisito minimo, e lì c'è stata una bufera, perché qualcuno, ascoltando il mio discorso di minimo, ha pensato che si andasse via dalla Polizia di Stato come si andava via tantissimi anni fa con 19 anni, 6 mesi e un giorno. Attenzione che per il nostro minimo si intendono 35 36 o 37 anni di servizio, quindi un minimo di 35 anni, fate i calcoli a quanti anni uno può andare via, ma comunque ha fatto 35 anni effettivi, insomma. Quindi il nostro minimo è un massimo che, confrontato con quello che poteva essere i primi anni 90, quando ancora c'era questa possibilità. Oggi questo è impossibile, c'è stato solo un tentativo nella finanziaria scorsa di qualcuno di poter portare e aumentare il limite di età da 60 a 62 a richiesta e a domanda, ma sarebbe stata una sconfitta, perché significherebbe, come dicevo l'altra volta, non assumere e lasciare i vecchi fare quello che dovrebbero fare le nuove leve. Questo è un problema che la politica deve risolvere. Io ne ho parlato anche l'altro giorno con il nuovo questore di Pordenone, il dottor Carocci, il quale anche lui ovviamente dice io mi trovo in una situazione molto particolare, oggi fare il questore è talmente difficile come fare il sindaco di una città, perché la gestione del personale diventa difficile proprio perché non ci sono più i numeri. Quindi veramente oggi diventa difficile e problematico, perché poi abbiamo una zona che in questo periodo è la zona Covid, ecco, lo dico perché per gli amanti dei numeri ci sono 120 persone, 120 colleghi che sono in quarantena all'interno del Friuli Venezia Giulia, chiaramente su un numero che parliamo di circa 4.100 e qualcosa colleghi in tutta Italia. Quindi diventa poi difficile anche per chi rimane nella fare l'attività, svolgere l'attività di routine del proprio ufficio, dover magari sopperire con altre cose e magari rallentare anche quello che è l'attività che serve magari ai cittadini. Ci troviamo come tutte le altre purtroppo aziende che se non hanno il personale sono costrette, non dico a chiudere, ma a rallentare la produzione. Questo è un momento particolare, ma che dobbiamo accettare e andare avanti, insomma, perché la polizia, come sentinella della legalità, deve stare in mezzo alla gente. Grazie a Raffaele Padrone, Grazie. dirigente sindacale FSP Polizia di Stato, per aver fatto il quadro della situazione, e ci rivediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie a lei, grazie.
E siamo alla politica, quinto giorno di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. La giornata di oggi è nel prossimo servizio.